3 film italiani da vedere per la festa della donna. L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale per i diritti delle donne. Se ami la lingua italiana e il cinema italiano, ecco 3 film molto intensi che devi assolutamente guardare per questa giornata. Il primo film è Bellissima di Luchino Visconti. Bellissima racconta la storia di una madre che sogna un futuro migliore per la figlia nel mondo del cinema e delle aspettative che spesso pesano sulle donne. L'attrice protagonista che interpreta la madre è Anna Magnani, una leggenda del cinema italiano e internazionale, nonché la prima donna italiana ad aver vinto un Oscar. In certi momenti del film sentiremo un miscuglio di sentimenti, un po' di frustrazione, un po' di odio anche verso la protagonista che cerca in qualunque modo di spingere la figlia a fare un provino per il cinema, nonostante la figlia non voglia farlo. Il secondo film che vi consiglio oggi è La moglie più bella di Damiano Damiani. Ispirato a una storia vera, racconta di una giovane ragazza siciliana che si ribella al matrimonio riparatore, sfidando una tradizione ingiusta e una mentalità siciliana dell'epoca abbastanza chiusa e omertosa. Il terzo film di oggi è un film più recente e si intitola 7 minuti di Michele Placido. Parla di questo gruppo di donne che deve decidere se accettare o meno una riduzione dei diritti sul lavoro, mettendo al centro come argomenti principali la solidarietà e la dignità femminile. E questi erano i 3 film che vi consiglio per la festa della donna, ma prima di chiudere il video, attenzione, devo fare una precisazione. Questi 3 film presentano una grandissima varietà di dialetti. I dialoghi sono quasi tutti, un buon 80-90%, in dialetti e accenti diversi, quindi sicuramente non facili da capire per delle persone non madrelingua, ma proprio per questo voglio consigliarvi di guardarli non tanto per studiare la lingua italiana standard, ma per capire, per conoscere l'autenticità, la cultura e la differenza linguistica che solo l'Italia ha probabilmente. Inoltre vi metto in descrizione dove guardare questi film, fatemi sapere se li avete già visti o se li guarderete, scrivete nei commenti. Buona visione e buona festa delle donne a tutte quante.